Verso le elezioni regionali, dopo il sostegno dato alla capogruppo PD in Consiglio regionale Vanessa Camani da parte dell'ex sindaco di Padova Zanonato e la sezione vicentina del partito che rilancia proponendo un altro nome, quello della consigliera Dem in regione Chiara Luisetto, che seppur dichiarandosi onorata è sempre più convinta che la cosa più importante a oggi sia l'unità del centro-sinistra. Credo però che in questo momento la cosa importante sia lasciare lavorare il tavolo di coalizione in cui il Partito Democratico ha un ruolo importante e a mio avviso anche molto generoso nel costruire e nel condividere. Il nome che dovrà uscire dovrà essere un nome unitario che rappresenti tutte le forze e nel quale il partito si senta in particolar modo riconosciuto e rappresentato. La capogruppo Vanessa Camani è un nome a mio avviso molto importante, ha lavorato in questi anni duramente e quindi è necessario che sia al vaglio per primo il suo nome, ma davvero ringrazio il territorio in cui sono cresciuta politicamente per la stima e per la disponibilità che mi hanno chiesto. Di cosa ha bisogno la Regione Veneto oggi? La Regione Veneto ha bisogno di molte cose, ha bisogno di aria nuova, ha bisogno di risposte chiare ai bisogni dei cittadini, soprattutto quelli sociosanitari, di farli sentire meno soli e più parte, visti e riconosciuti e sostenuti dalle istituzioni. Ha bisogno di vedere che dove il lavoro è povero va fatto un intervento, ci deve essere una presenza forte delle istituzioni per un sostegno a chi è più fragile, ha bisogno di un ambiente, di un'aria, di un'acqua che possiamo bere, che possiamo respirare e dove vivere bene nel benessere davvero di queste comunità. Il mio impegno c'è, la disponibilità secondo quanto il partito deciderà c'è e spero davvero che si arrivi ad una condivisione di tutta l'area di centrosinistra.